Buongiorno cari amici e bentornati nel canale del vostro marietto veneziano. Oggi, da come avete visto, la mascherina che rappresenta un po' un leone di marmo, insomma di sasso, di pietra, lavorato molto bene con un stemma, e il titolo Stiamo sul pezzo come i Balilla. I Balilla erano i giovani bambini dell'Italia quando l'Italia era una grandissima nazione. Anche se lo è adesso, una grandissima azione, lo siamo anche adesso. Però prima di iniziare questa piccola pillola del vostro marietto veneziano, il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Soprattutto Telegram alle 20:30 lunedì sera Marietto Veneziano e il The Garda, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Vi ricordo anche che alle 21 di ogni sera, a tempo indeterminato, il The Garda tiene un piccolo meeting per maghi in erba per costruire un muro eterico per difendere questa nazione. Ognuno fa quello che può e il De Garda è sempre in prima linea davanti a tutti per aiutarci in questa difesa, in questo periodo in cui l'Italia tremarella un po'. Bene, perché parlo di stiamo sul pezzo come Balilla? Perché ultimamente stavo guardando alcuni guru dei social, dei sentimenti, è veramente un carnevalone con qualche spunto capriolesco. Cioè, praticamente questo guru diceva: se tu vuoi fare innamorare una persona, devi fargli sentire la tua mancanza. In altre parole, era come una partita a scacchi questo discorso, e se preso virtualmente, cioè non virtualmente, ma se preso come se stessi parlando dei bambini che gli rubi la caramella e gliela ridai, allora in un certo senso, come si suol dire, quel guru di comunicazione secondo me aveva pienamente ragione. Magari a 7 o 8 anni ci poteva stare, 14 era già qualcosa di pericoloso fare certi giochetti, per il semplice fatto che a 14 anni una persona si sviluppa un po' il suo pensiero. Ma proporre questi pensieri della serie, sai, le persone che, non tutte chiaramente, ma le persone che gli togli qualcosa di prezioso, o almeno che si presume sia prezioso, a un certo punto si innamorano, e quindi è il classico gioco del gatto e del topo, no? E purtroppo quel video lì ha tantissime visualizzazioni e tantissimi anche commenti, sia positivi che negativi. Ma quello che mi ha fatto un po', come si suol dire, non saltare sulla sedia, ma a riflettere, penso: ma questi concetti venduti come un mantra, ripetuti, non è che magari a un certo punto indeboliscono anche le persone e le fanno mercificare? In altre parole, sembrava che ma non solo lui, ma anche altri che tengono questa strategia, proponessero un mercato delle vacche, no? In altre parole, uno per conquistare l'amore di una persona doveva fare il gatto, il topo, non sempre, ma quando doveva, in un certo senso, vedeva questa mancanza di attrazione dell'altro, doveva in un certo senso scappare e inventarsi corsi, insomma allontanarsi un attimino per far sentire la propria mancanza. E chiaramente poi nei vari commenti c'era chiaramente chi era scettico, chi diceva come stavano le cose e viceversa. Il vostro marietto chiaramente vi dice di stare sempre sul pezzo e di cercare invece l'anima gemella e come Balilla. Perché Balilla nell'immaginario collettivo delle persone che sanno veramente come è andata la storia erano, come si suol dire, dei personaggi veramente tutti di un pezzo, ed erano l'orgoglio di questa nazione 60-70 anni fa. Bene cari amici, il vostro marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di andare a vedere ad esempio la pillola numero 22 di radiestesia Basic, in cui ci sono alcuni circuiti che si possono scaricare gratuitamente nel sito del capitano.altervista o nei gruppi di Facebook di The Garda Marietto Veneziano, in cui c'è un piccolo aiuto senza cercare di fare trucchi, barbatrucchi psicologici che tanto non tengono alla distanza. Se uno non è l'anima gemella, alla fine va tutto in, come si suol dire, in trucchi estetici per mantenere la facciata, ma poi alla fine perde, come si dice, consistenza, e si vive sempre nella solita routine. Quindi se non si è sul pezzo con l'anima gemella, cari miei, c'è poco da fare, è tutto una fiction,
no? Noi una volta guardavamo Happy Days, poi sono arrivati Dynasty, Dallas, insomma le varie, poi Lost, poi sono arrivate le varie telenovelas e alcune coppie sono proprio solamente delle telenovelas e alcune volte poi si aggrappano questi guru della comunicazione tanto per insaporire un pochettino la vita. Ma se non stiamo sul pezzo cercando l'anima gemella, come i Balilla, che Balilla non è che abbiano tutti l'anima gemella, ma è solamente una rappresentazione un po' metaforica del vero essere coraggioso, del vero guerriero, insomma, che ha portato l'Italia a grandi sviluppi. Se non facciamo questa cosa qui, purtroppo saremo guidati da questi suonatori di pifferi che quando predicano sul tubo o in televisione sono uno spettacolo per la grande, come si suol dire, maestria dialettica che hanno per proporre certi prodotti che sono meglio dei migliori risotti dei maestri cuochi delle guide Michelin. In altre parole è proprio un zabaglione micidiale. Bene cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito qui, stiamo sempre sul pezzo a cercare la nostra anima gemella e se l'abbiamo trovata dobbiamo lottare con i denti e con le unghie per poterla riavere, perché è quel pezzo mancante che ci porterà a ritornare alla Keter quando sarà il momento. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!